Vice Ministro, oggi in Veneto per parlare di agricoltura, ma facciamo un passo indietro, parliamo di quello che è il quadro politico nazionale oggi. Ci sono diverse partite in ballo, cosa sta accadendo? Ma certamente in questo momento c'è grande difficoltà di interpretare quello che è una situazione di evoluzione molto rapida della politica. Il primo e più importante elemento che certamente da un lato c'è una disgregazione politica molto forte nell'area centrale e c'è una necessità di andare a dare una risposta ai tanti cittadini che non sono convinti di nessuna delle opzioni in campo finora. Qualcuno ci sta provando con più determinazione, all'interno del centrodestra c'è stata una disgregazione importante è nata appunto l'operazione di NCD, ma bisogna probabilmente che ci sia un po' più di coraggio per portare al termine questo processo e costruire anche per il nostro Paese un sistema sano che sia una politica dell'alternanza, ma non dell'alternanza degli estremismi e dei populismi, quanto un'alternanza tra una socialdemocrazia e un popolarismo avanzato, pronti come in questa stagione eventualmente anche ad allearsi, pur di non essere al servizio dei populismi e pur di dare comunque a questo Paese quelle riforme che da troppo tempo sono attese. Naturalmente il quadro politico è reso particolarmente complesso e difficile anche dal fatto che oggi il governo deve fare delle riforme in tempi molto rapidi perché i cittadini le vogliono e sanno che il cambiamento non può più attendere.